È entrato in funzione nel laboratorio analisi dell'ospedale di Portogruaro il nuovo sistema automatizzato per la processazione dei tamponi laringofaringei volti all'individuazione dell'antigene SARS-CoV-2. La nuova strumentazione, acquistata con un investimento di 159.000 euro, permetterà di processare 470 tamponi a ciclo continuo nelle 24 ore. Sì, il piano di sanità regionale ha voluto che ogni ULSS, anche quelle non hub, quindi anche la nostra, acquistasse un macchinario per la refertazione dei tamponi. L'abbiamo acquistato, è già in funzione e siamo in grado di processare 500 tamponi al giorno. Siamo stati anche i primi però che hanno usato i tamponi rapidi, che li abbiamo usati soprattutto nelle spiagge, nei punti di primo intervento, per evitare che i turisti che venivano al punto di primo intervento dovessero aspettare troppe ore prima di tornare in spiaggia. Nel nostro piano di sanità pubblica prevediamo 35.000 tamponi al giorno, ovviamente dando l'autonomia a tutte le realtà, in particolar modo rafforzando le 14 microbiologie del Veneto che poi ad ombrello faranno in modo che tutto il territorio abbia gli stessi servizi e soprattutto la possibilità di accedere velocemente ai tamponi. Stiamo testando anche altre realtà dal punto di vista tecnologico di estrema innovazione sul fronte della diagnostica, e daremo informazione quando ce le avremo testate fino in fondo e soprattutto le avremo acquistate. E tra un po' arriverà anche il tampone alla saliva, quindi insomma nel giro di qualche secondo si saprà se una persona è positiva o meno. Terremo però i tamponi, quelli classici, per poi verificare tutte le positività. Dottore, cosa cambia con questo nuovo macchinario? Con questa macchina aumentiamo di molto la capacità e la quantità soprattutto, perché mentre i sistemi rapidi devono essere fatti uno alla volta e i tempi di esecuzione sono, seppur ridotti, devono essere fatti uno alla volta, qua la macchina è in grado di processare 94 campioni in 4, 5, 6 ore e soprattutto contiamo nel breve giro di tempo di fare un'attività H24, il che significa che potremo fare 400 tamponi, il che dovrebbe compensare e consentire di fare tutta l'attività che è necessaria. La provenienza dei tamponi che arrivano qui a Portogruaro qual è? Tutta l'ULSS 4? L'ULSS 4 ha tutti gli operatori sanitari, tra infermieri, medici eccetera siamo 2000 e quindi ogni mese deve essere fatto il tampone a tutti. Poi ci sono le case di riposo che a scadenza fissa devono monitorare tutti i loro pazienti, quindi già questo dà l'idea. Poi questi giorni abbiamo fatto un super lavoro perché tutti quelli che sono rientrati dalle ferie e sono rientrati dai paesi cosiddetti a rischio, li abbiamo tamponati tutti, è stato fatto un grosso lavoro dagli operatori sanitari nelle tende, sia a San Donà che a Portogruaro, e una parte del lavoro è capitata anche a noi, insomma.